racconto molto toccante, molto bello, nel quale tu racconti, ricordi l'incontro con questo signore canadese in occasione di un tuo viaggio in quel paese nordamericano, e questo signore dice: gli alberi non sono legno. Cosa sono? Sì, questo racconto, io soffro di insonnia, no? E dopo tutte queste ore il jet lag mi stava massacrando, quindi sono semplicemente sceso e ho incontrato casualmente questo signore, un nativo americano, come succede da tutte le parti del mondo, e le persone che appartengono a certe classi sociali, purtroppo esistono le classi sociali, fanno i lavori più umili, e stava pulendo questa pensilina e alla fine, chiacchierando, mi ha raccontato che suo nonno faceva totem, non scolpiva totem, faceva totem, era un artigiano di totem, e quando io gli ho chiesto: ma di che legno li fate i totem? E lui mi ha guardato sorpreso, mi ha risposto: non li facciamo di legno, li facciamo di albero. E lì ti lascia spiazzato, perché la persona più semplice che io potessi trovare quel giorno mi ha detto una cosa magica, cioè che gli alberi hanno un'identità, hanno uno spirito, hanno un'anima, certo. E per questo è importante scegliere quell'albero invece di tutti gli altri che gli sono vicini, per realizzare quel totem che avrà quella funzione. L'albero non è legno, quindi, ma è cultura. È cultura, è tradizione ed è linguaggio. Lui dice: scolpiamo l'albero in funzione di quello che rappresenta al suo interno. Certo. E quindi hai il totem da matrimonio, il totem da funerale, il totem da... ci sono totem che servono semplicemente per prendere in giro bonariamente degli amici perché hanno fatto una grande marachella, e questo te lo dice l'albero finché è ancora albero, no? E resta albero anche sotto forma di totem, a rappresentare in un linguaggio universale che è quello della simbologia, un po' come i geroglifici oppure le iconcine che usiamo quando ci mandiamo messaggi al telefono, a rappresentare frasi intere, storie, a raccontare storie semplicemente dalla forma e dai colori che questo albero in una nuova versione prende. Certo. Ogni volta che taglio una di quelle querce mi si stringe il cuore. Queste foreste sono state il rifugio mio e di altri 8 miei compagni di classe per molti giorni, durante i bombardamenti. Questa è una frase di Andrej, una persona che hai conosciuto in occasione di un tuo viaggio in Slavonia, nella ex Jugoslavia, e si parla di bosco come rifugio durante la guerra. E in tempo di pace, ti chiedo, da che cosa può proteggerci un bosco? In tempo di pace il bosco ci protegge dai conflitti quotidiani, da quei banali conflitti che viviamo in modo anche esasperato, soprattutto in questo periodo particolare, assolutamente particolare. E quindi il bosco è rifugio come è sempre stato. Luogo nell'anima di rigenerazione. Assolutamente sì. Certo. Questo Andrej ne ha viste di cose. Andrej ha visto, c'è un brano in cui dice, la chiamavano pulizia etnica, sì, ma di pulito non c'era nulla, no? Sì. E lui me l'ha detto di persona 3 anni fa, Andrej. E quella è una frase che veramente ti lascia una pietra nel cuore. Assolutamente. Io non finirò mai di ringraziare il professor Montecchio perché per queste lezioni di educazione civica che al mattino ascoltiamo, sperando che oltre a noi qualcuno riesca a capire la fragilità di questo territorio. Abbiamo visto cosa è successo ieri. Qualcuno continua a dire non ci si aspettava una cosa del genere, eppure sono anni che lo dicono, che abbiamo un territorio devastato dall'uomo che deve essere supportato, e invece si spendono milioni e milioni di euro per fare delle opere che a nessuno interessa, che non sono urgenti, come invece urgente sarebbe mettere in sicurezza il territorio. Ma guai a parlarne, ci mancherebbe altro, hanno deciso così con i nostri soldi però. Il problema è che loro se ne andranno perché la politica passa, noi rimaniamo con questi danni enormi e non sappiamo più a chi rivolgerci per far capire che non si può continuare
continuare a cementificare, ma bisogna andare a riparare, a supportare. Avete visto come sono caduti i ponti? Una piena, certo, con cosa dovevano cadere, ma se fossero stati supportati, questo ponte Morandi non ha insegnato niente, perché continuano a guardare da un'altra parte. Però questa mattina parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di robotica, parleremo con quelle cose innovative che facciamo fatica a capire, perché nessuno ci spiega. La trasparenza non regna sovrana, allora io devo invitare questi ospiti molto preparati, addetti ai lavori, che quando parlano sanno quello che dicono, che non si ventano e che soprattutto hanno il coraggio di dire che ormai si vive immersi in questo mondo. Stiamo parlando appunto di intelligenza artificiale, da robotica, ma vogliamo parlare sia delle opportunità che ci dà che delle sfide che ci lancia e dei limiti morali che dobbiamo imporre a queste tecnologie. E chi meglio del professor Angelo Paolo Dei Tos, professore ordinario, presidente scuola di medicina dell'Università di Padova, per parlarne. Grazie professor Dei Tos, veramente grazie di essere qui con noi, ma guardi, se non siete voi a parlare chiaro e trasparenti noi non riusciamo più a capirci niente, c'è una confusione in giro, professor Dei Tos, che è incredibile, perché se la politica iniziasse a stare zitta e far parlare gli addetti ai lavori sui temi importanti, forse noi saremo più bravi e capiremo molto di più. E saluto anche Serafino Pitingaro, presidente Associazione Famiglie 2000. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui con noi. Allora, professor Dei Tos, ci spieghi questa intelligenza artificiale, ormai siamo tutti artificiali, mangeremo artificiale, ci cureremo artificialmente, ma c'è sempre dietro, c'è la mano dell'uomo. Prego, professor Dei Tos. Intanto, buongiorno Mirela, buongiorno ai suoi ascoltatori, telespettatori. Ma certo il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto di moda in questo momento, questo è fuori discussione. Allora bisognerebbe un po' mettere ordine, perché tutti i cittadini che possiedono uno smartphone dovrebbero sapere che, per esempio, quando il proprio smartphone ti riconosce la faccia o riconosce la voce, queste sono tutte applicazioni di intelligenza artificiale. Ora, tenendo conto che non è che lo smartphone riconosce Mirella o Paolo Dei Tos, semplicemente riconosce un codice numerico che è in grado di elaborare ed associare poi un'immagine, un volto, un suono. Quindi in realtà noi viviamo immersi anche con, diciamo, tecnologie che sono proprio a contatto con noi tutto il giorno in questo universo dell'intelligenza artificiale. Ma vedete, è chiaro che c'è un po' di paura a volte, e anche legata alla disinformazione, nel senso che non dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale in qualche modo sia un qualcosa che vive di vita autonoma. Vedete, questa è la letteratura della fantascienza degli anni 60, Isaac Asimov, in cui si pensano che le macchine possono prendere il sopravvento sull'uomo. Questo non accade di fatto, cioè le applicazioni che noi vediamo oggi, naturalmente io mi riferisco soprattutto alla medicina, sono applicazioni che potenzialmente hanno lo scopo di rendere più accurate le diagnosi, più informati i processi in cui uno assume delle decisioni, per esempio terapeutiche, quindi dei modelli o degli strumenti che di fatto aiutano il medico a prendere decisioni in modo più informato ad assoluta tutela dei diritti di salute dei cittadini. Tenete conto che i modelli, diciamo, di intelligenza artificiale, che non sono altro che dei algoritmi, che dei calcoli computazionali, cioè dei calcoli molto complessi che, diciamo, sono in grado molto rapidamente di integrare delle informazioni e renderle poi distillate e disponibili al professionista. Ebbene, tutti questi algoritmi sono governati dai professionisti. Nel mio campo, che è quella della diagnostica oncologica, certamente noi adesso stiamo cominciando ad utilizzare delle tecnologie che rendono la diagnostica più accurata, ma sempre sotto il controllo del medico, in questo caso dell'anatomopatologo. È vero poi naturalmente che all'emergere di una nuova tecnologia, soprattutto quando è così potente dal punto di vista della
delle potenziali applicazioni sorgono anche, come lei ha detto correttamente, temi morali. Ma questi non sono tanto legati all'utilizzo, diciamo, dei professionisti applicati per esempio in medicina. Ci sono ben altri problemi. I cittadini devono sapere che utilizzano molto i social network, WhatsApp, eccetera. Ebbene, dovrebbero capire e sapere, è una vecchia questione, che ogni volta che accedono a questi sistemi, alle spalle di questi sistemi esistono per esempio sistemi, si chiamano di profilazione, vuol dire di analisi delle transazioni, di quello che uno dice, di quello che uno compra, che sono governati da sistemi di intelligenza artificiale, i quali di fatto, tra virgolette, rubano informazioni, spesso senza il consenso dei cittadini. Allora, se io vedo un problema, oggi lo vedo non tanto nell'applicazione dell'intelligenza artificiale che c'è già nelle macchine di radiologia, nelle TAC-PET, nei processi diagnostici, nei processi di decisione in medicina. Lo intravedo invece in un uso quotidiano, inconsapevole, di strumenti che alle spalle nutrono, ripeto, database imponenti sui quali poi chi dispone di quei dati in qualche modo può trarre informazioni che non sono state, diciamo, preventivamente autorizzate e poi utilizzare per ogni scopo commerciale, di profilazione e quant'altro. È chiaro che in una situazione di questo genere i cittadini, le famiglie hanno il dovere di vigilare, soprattutto il mio pensiero va alle fasce più esposte, che sono quelle ovviamente dei giovani, dei bambini, sui quali sapete, diciamo, la pressione in questo momento anche dei social network è enorme. Ha fatto bene a spiegarlo e la ringrazio, professor Dei Tos, perché noi abbiamo bisogno veramente di capire. Pensi, professore, adesso stiamo verificando che ieri ha chiamato un signore malato oncologico che non riesce, da Padova, che non riesce ad avere la visita, sta aspettando da un anno, ma soprattutto è stata cancellata questa visita e nessuno gli ha spiegato neppure il perché. Ecco, io capisco che si può cancellare, ma tu mi devi anche spiegare il perché mi cancelli la visita. Non può essere che viviamo solo artificialmente, noi viviamo anche di emozioni e quando una persona è ammalata vive le emozioni e se sono devastanti può succedere di tutto di più anche a livello psicologico. Capisce che io nella bilancia cerco di mettere le due cose, devo assolutamente capire e dare delle risposte a queste persone che, come dice lei, sono fragili, hanno bisogno di risposte, di ascolto, perché già il male fa la sua parte, non dobbiamo infierire perché adesso parliamo solo di intelligenza artificiale che, come dice lei, sembrava che risolvesse tutti i problemi del mondo. Poi abbiamo questi problemi che nessuno risponde al telefono, addirittura un ammalato oncologico, adesso stiamo verificando per vedere cosa è successo, perché a me piace sentire tutte e due le campane, sento una ma sento anche l'altra e cercare di dare una risposta a questo uomo che non deve rassegnarsi ma deve avere chiarezza su quello che è successo. Allora sentiamo anche Serafino Pittingaro, Presidente Associazione Famiglie 2000, quello che ha detto sia il professor Dei Tos che quello che ho detto io, perché coinvolgono le famiglie. Prego Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, ringrazio i telespettatori e ringrazio anche dell'invito. Dunque, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema complesso, il professore lo ha spiegato, è uno strumento che sicuramente offre delle grandi opportunità, ma nello stesso tempo è uno strumento che va governato. E noi come Famiglie 2000 è un'associazione che si occupa appunto del benessere delle famiglie, si occupa appunto della formazione, della coniugalità, della genitorialità e quindi delle relazioni nella coppia, nelle relazioni tra genitori e figli e quindi abbiamo a cuore anche i temi legati al digitale e questo sicuramente è un tema sul quale è necessario che le associazioni di famiglie diciamo se ne facciano in qualche modo carico. E questo lo dico perché noi siamo stati appunto
partner diciamo di iniziative volte appunto a regolare in qualche modo, a disciplinare quello che è il rapporto che genitori e figli hanno con i dispositivi digitali e quindi anche con tutti gli strumenti connessi. Ricordo con molto piacere un'iniziativa che noi abbiamo realizzato durante l'emergenza pandemica, dove diciamo nel momento in cui le famiglie avevano necessità di convertire la propria attività, l'attività dei figli, diciamo, dalla modalità analogica, diciamo, a quella digitale, noi ci siamo subito messi in movimento e abbiamo organizzato dei webinar per cercare di spiegare ai genitori come gestire i dispositivi, come relazionarsi. Abbiamo invitato anche insegnanti e docenti per cercare in qualche modo di ridurre anche quelle difficoltà o quella distanza che si può creare nel momento in cui tutto avviene da remoto e si perde praticamente il contatto, quindi la relazione in presenza. Scusi Presidente Pittingaro, apriamo una parentesi perché è molto importante il discorso che sta facendo lei. Allora, qualcuno vorrebbe che in pochissimo tempo, sto parlando di settantenni, ottantenni, che non hanno neppure mai usato delle volte la carta di credito, non sanno neppure cos'è, perché a loro piace il contante, perché relazionano anche col contante, socializzano. All'improvviso, con un colpo di spugna, si mettesse loro in mano questi strumenti tecnologici e in pochissimo tempo imparassero. Allora io ho avuto un cardiochirurgo, perciò non l'ultimo della classe, che qui davanti alle telecamere ha detto che per fare lo SPID non so quanto ci è impiegato perché non ci riusciva. Cioè capisce, Presidente, che non ci siamo proprio, che ci saranno persone che non impareranno mai perché non ce la fanno, non sono predisposte, altri impareranno, ma a me interessa tanto quelle che non riescono a gestire queste cose. E non è che abbiamo detto ti do la carta di credito, ma se non la sai usare ti do anche un'altra possibilità, quella che continuerai a fare quello che hai sempre fatto. Quasi stava diventando un obbligo. Se non lo sai usare, sei un isolato. Perché, caro Pittingaro, se io non ho il nome e cognome della famiglia o della persona diversamente giovane, perché c'è la privacy, io come associazione di volontariato non la conosco e non arrivo, capisce bene che poi mi arrivano le telefonate, come quella che ho raccontato ieri, di questa solitudine che avvolge i nostri diversamente giovani. E siamo 7.500 associazioni di volontariato e mi ritrovo con un pugno di mosche, perché se non riesco ad aiutare la persona che ha bisogno, una risposta anche con questi mezzi tecnologici, vuol dire che proprio non ci siamo, Presidente. Perché gli stessi che obbligano non riescono neanche a fare lo Skype, Presidente. Lo chiede ai nostri tecnici, ai nostri registi, che diventiamo matti per fare gli Skype, per mettersi in contatto se non hanno una pletora di persone che li circondano e che gli mettono a posto tutto. Capisce che non ci sto più a questo gioco al massacro? Io che vivo qui diversamente giovani, perché io ci vivo con loro, li ascolto, cerco di aiutarli. Ma c'è un silenzio assordante, Presidente, anche tra associazioni che non si parlano perché c'è il re, la regina e i principini e poi che ne fanno e ne pagano le conseguenze. Sono queste famiglie che anche lei, grazie a lei, invece rappresenta una buona parte, sta cercando di fare qualcosa, però capisce che non ci siamo. Sentiamo il professor Dei Tos. Professor, cosa dice questo aiuto alla persona che lei poi ci lavora con queste persone, le vede, le sente? Cosa dice? Tanta tecnologia ma pochi aiuti alla persona, grandi interventi ma quando vanno a casa poi se non c'è qualcuno che li supporta come facciamo? Prego professore. Ma Mirella, è una questione cruciale questa. Intanto anch'io sottolineo il fatto che, adesso penso anche all'epoca dello SPID, queste cose che sono risultate, per dire, complesse anche per il sottoscritto in certe fasi, chiaramente applicate a una popolazione anziana che non ha dimestichezza
con le tecnologie informatiche rappresenta un assurdo, nel senso che quello che dovrebbe di principio rendere più facile la vita ai cittadini diventa un ostacolo. Allora la tecnologia deve essere inclusiva, non deve essere esclusiva, e quindi è chiaro che bisogna prevedere, penso anche ai sistemi sanitari naturalmente, sistemi e funzioni che per carità tengono conto dell'evoluzione tecnologica, ma tengono conto anche di quella fascia di popolazione che poi non ha necessariamente accesso a quelle tecnologie o non ha a disposizione familiari, nipoti e quant'altro che possono aiutarsi a districarsi nella giungla informatica, come io la chiamo. Sul tema invece che lei pone, io sono ancora più d'accordo, nel senso che c'è una necessità assoluta di programmare anche i bisogni di salute rispetto a quelle che sono le evoluzioni demografiche. Guardate che noi siamo in un periodo di denatalità, il che significa che nei prossimi 30 anni, cosa che non riguarderà me verosimilmente, ma noi assisteremo a un invecchiamento sistematico della popolazione, a una riduzione della popolazione, e i bisogni di salute nella popolazione anziana sono diversi da quelli della popolazione degli adulti e dei giovani. Quindi noi dobbiamo tarare i sistemi di welfare, cioè di assistenza alle persone, tenendo conto a queste nuove fragilità. Saranno malattie diverse, saranno necessità diverse, ci sarà un enorme bisogno di sostenere queste malattie croniche, famiglie con molti anziani, anziani soli. Ora, il welfare deve essere uno strumento dinamico che tiene conto di quelli che sono i cambiamenti che una società vive. Quindi va benissimo le nuove tecnologie, vanno benissimo gli investimenti in quelli che sono le evoluzioni delle tecnologie a servizio dei cittadini, ma poi i servizi alla persona che non saranno gestiti dal robot o dal protocollo di intelligenza artificiale devono essere rinforzati. Vedete? Non so se a voi capita quando chiamate un negozio, un concessionario e ti vieni infilato in questo incubo dei risponditori automatici. È una dimensione così spersonalizzante, cioè che ti fa sentire, anche per chi ha, voglio dire, competenze in qualche modo informatiche, quasi abbandonato. Allora noi dobbiamo capire che la tecnologia deve essere al servizio del cittadino, non può essere un ostacolo all'espressione dei bisogni e alla soddisfazione di quei bisogni. Grazie professor De Tos, veramente grazie per queste parole che mi confortano, perché glielo giuro, ce la sto mettendo tutta, ma veramente sono come un salice piangente. Ho detto, ecco, l'albero che mi rappresenta, perché non c'è ascolto, e poi c'è questa privacy che ti impedisce, anche se vorresti aiutare, che non ce la puoi fare perché lei non è familiare, e tutte queste cazzate, scusi professore, ma lo devo proprio dire stamattina, che non servono a niente. Se vedi che una persona veramente sta cercando di aiutare e di cercare di dare conforto, pensi che c'è un anziano di 98 anni, cieco, ecco, che non riesco più a gestire, ma non per lui, poveretto, perché non ci sono i posti, non ci sono i soldi. E poi mi ritrovo, professore, lo dico anche a Pittingaro, che quel signore che ha ucciso la moglie, ha mandato a uccidere la moglie, è già nella casa di riposo tranquillo e beato, capisce? Messina Denaro aveva già l'oncologo subito dentro al carcere che lo visitava e lo curava. Ma capite che io non ci sto più vedendo quello che appare davanti ai miei occhi tutti i giorni, che devo correre come una matta per cercare di capire cosa è successo, perché magari qualche familiare non è all'altezza della situazione, ha paura di non arrivarci con i soldi che deve pagare lui. E cioè questa persona che ti guarda con queste lacrime che scende, dico io cosa faccio adesso, Mirella? Dove vado? Chi mi vuole? Perché non sono dementi, sono persone che ragionano ancora, magari un po' più lentamente, ma ragionano. E vedere scendere queste lacrime a queste persone, io non ce la faccio, professore, lo dico anche a Pittingaro. Qui bisogna che facciamo una rivoluzione, che anche queste 7.500 associazioni di volontariato, Pittingaro, ognuno deve fare la propria parte, non fare tutto, perché se tutti facciamo tutto non facciamo niente. Non facciamo niente, Pittingaro, non ci arriveremo mai ad aiutarlo, perché tutti facciamo tutto. Il cane di 7 padroni muore di fame, è quello che sta capitando a questa persona. Perché? Perché non ha i soldi sufficienti come pensione, perciò non può pagarsi la retta,
perché non ci sono i posti letto sufficienti, perché c'è una lista enorme di persone, c'è questa svama che devo ancora capire dove vogliono arrivare, andrà anche bene per carità, ma a 98 anni facciamo la svama, una persona cieca, sì? E con quella forse riusciamo a capire di cosa ha bisogno, sì? Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, breve mi raccomando, brevissimo, vai. Pronto? Pronto Mirella? Sì, ti sento. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto devo da dire ai giovani se dà questa possibilità. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ecco, i giovani si dà la possibilità di avere queste tecnologie, io da danni hanno gli altri che siamo venuti su col numero a petrolio e tramite quello che ha fatto i vecchi, questo è il risultato che noi siamo i giovani, da ricordarsi che se hai fortuna diventa vecchi calori, artificiale, cosa c'è? Intelligenza artificiale, e che serve a chi deve fare studi e robe, perché ti muore lo stesso, anche con la Tea Party di Vaisò, è la politica che fa schifo. Allora qua in Veneto adesso, Patanzaia io la cavà, e giocava là, e vuol darne Salvini, ragazzi, lui nomi per gli altri veneti, che devono essere serenissima. Non sta andare in politica stamattina, guarda che non me ne puoi fregare de manco. Andiamo avanti con i miei ospiti. Grazie Rinaldo, hai detto quello che pensavo, merito nostro se state così bene giovani. Allora, professor Dei Tos, ecco questa sanità, perché io ho avuto tutte le mattine, ho delle eccellenze veramente nel settore, tutti dicono non lamentatevi di questa sanità veneta perché è la migliore in assoluto, andate a vedere in altre regioni, però bisogna vedere anche da quale angolazione la guardi, perché bisogna vedere le angolazioni a 360 gradi, qual è la tua angolazione. Ecco, soprattutto però quello che io vedo anche quando appunto mi reco negli ospedali per vari motivi, per trovare queste, che invece voi ce la state mettendo tutta, voi fate 13-14 ore, avete veramente delle squadre incredibili, dove vedi che veramente questo paziente viene curato in tutto e per tutto. E poi ci si perde su quello che sarebbe il dopo. Allora anche voi professori Dei Tos, quando ecco, sedete a questi tavoli dove ci sono queste persone che hanno tutti gli assi in tasca, forse dite mi manca qualche asso, forse l'avete lasciato a casa, perché come dice lei, se non ci muoviamo tutti assieme, questi diversamente giovani, abbiamo centenari che non li contiamo più, e sono ancora con la mente sana, che riescono a ragionare e fanno degli interventi importanti, importantissimi. Dice, Madonna, ce l'ha fatta, sfido, guarda che fisico. Prego, professor Dei Tos. Ma sì, guardi, allora, intanto bisogna dire una cosa, no? Essere anziani non significa essere malati, esatto. numero uno. Quindi la popolazione anziana, anzi, dal punto di vista sociale, costituisce l'asse portante della società. Se noi non avessimo i nonni, faccio un esempio pratico, che sostengono così tanto le loro famiglie, per esempio accudendo i nipotini e permettendo ad esempio alle famiglie di avere un doppio salario, immaginate che cosa sarebbe questa società, in particolare una società come il Veneto, che sappiamo essere operosa, dedita al lavoro e quant'altro. Quindi gli anziani sono un elemento di ricchezza sociale. Ora, naturalmente non è un intervento politico, ma quel governatore in Liguria che adesso è un po' in disgrazia, io lo ricordo la gaffe clamorosa che fece durante il periodo del Covid, quando si riferì alla popolazione anziana come la popolazione non attiva e quindi tra virgolette inutile. Questa è una bestemmia dal punto di vista proprio delle conoscenze, delle dinamiche sociali, perché gli anziani sono un fattore fondante del benessere, del nostro benessere. Ora è chiaro che l'anziano è più esposto alla fragilità, ma allora il tema, ripeto, è quello di rendere inclusive le politiche di sostegno alle fragilità. E noi, anche i cittadini, sa Mirella, a volte sono molto attenti alla lista d'attesa per l'endoscopia, alla faccenda che la visita non è stata fatta entro un quarto d'ora e quant'altro. Ma quello che cerco sempre di stimolare i famosi tavoli è a riflettere su una parola che si chiama
che si dice appropriatezza. Io le posso dire, e nessuno mi può smentire, questo le parlo da medico e da presidente di una scuola di medicina, che se noi riducessimo del 50% le prestazioni sanitarie per acuti, parlo di endoscopie, esami del sangue, biopsie e quant'altro, i cittadini ne avrebbero solo beneficio. Proprio perché noi dobbiamo aiutare le persone a non avere, a non utilizzare a non correre dietro a quello che io chiamo consumismo sanitario, ma a identificare i bisogni. A questo punto si liberano risorse e queste risorse devono essere impegnate nel sostegno alle fragilità, alla popolazione anziana, mi permetta di dire alla disabilità. Noi abbiamo famiglie che hanno un carico pazzesco di sostegno perché hanno un caro, un parente o più di un parente con disabilità, che molto spesso non vedono, che non ricevono aiuto e sostegno che è adeguato e proporzionale per quel problema che può essere drammatico. Allora noi dobbiamo ripensare un pochino, ma i cittadini ci devono aiutare, i cittadini devono capire che è più importante garantire il sostegno alla fragilità che fare 500.000 prestazioni inutili sul piano sanitario. Bisogna coinvolgere i medici di medicina generale, che prescrivono più accortezza, coinvolgere certamente chi ha poi responsabilità di organizzazione dei sistemi sanitari, perché è vero che siamo un sistema sanitario eccellente, ma non possiamo dimenticare che, come dice lei, usciti dall'ospedale che è eccellente, poi ci si trova spesso a incontrare alcune difficoltà. È proprio così, professore, la ringrazio perché è molto importante il vostro supporto in questo periodo molto difficile. C'è veramente una povertà che sta aumentando. Io al Banco Solidale ogni mercoledì la dico, lo racconto cosa vedo, non vedo mai un politico, le pari opportunità, questi organi che ci sono, che dovrebbero anche capire, ma non è il mio ruolo. Allora cosa ci stai a fare? Pari opportunità cosa vuol dire? Nessuno spiega, nessuno insegna. Questa pretore che fanno sti convegni, ste robe, non si riesce più a capire, professore, e io sono molto preoccupata perché non si curano più, sono rassegnati, non hanno i denti, devo dare gli omogenizzati perché non gliene frega più neppure di curarsi. Ecco, vedo mercoledì ho visto una bambina di 8 anni, di una tristezza, professore, che me la sono coccolata 10 minuti, non è uscita una parola da quella bocca e quegli occhi di una tristezza. Mi ho detto a sua mamma, ma siete seguiti dai servizi? Ma questa bambina c'è qualcuno che ma va a scuola? Io non so più cosa dire e cosa fare, ma io racconto tutto, professore, non me ne frega niente, io dico quello che vedo, dopo ognuno fa le proprie riflessioni. Però se continuiamo a premiare i bravi, dire bravi a quelli che hanno fatto fallire il paese, noi non ne andremo più fuori, perciò si chiama Sveglia Veneti questa trasmissione. Abbiamo Roberto da Padova, poi andiamo dal presidente delle famiglie. Prego Roberto. Guardi, le faccio solo 2 esempi veloci, uno mio personale. Io sono disabile, nel 2018 confermata in maniera definitiva la mia invalidità all'80%, nel 2006 ho fatto un doppio bypass coronarico con ostruzione della terza aorta sinistra e la parte sinistra del mio cuore è morta, non si può fare più niente. Allora, nel 2018, dopo altre 6 visite all'INPS, mi hanno confermato in maniera definitiva all'80%. Dal 2018 alla fine del mese prossimo io dovrò fare la 5ª visita per revisione della mia invalidità da parte dell'INPS, che, come penso che lei sappia, dal 1° gennaio 2025 verrà rivisto tutto il sistema dell'invalidità, verranno cambiate tutte le regole e tutte le norme. Stiamo morendo di burocrazia. Perché io devo pagare un dottore andato in pensione della commissione medica dell'INPS con il nome che inizia con la C, e lo dobbiamo pagare il doppio perché rientra dalla pensione lui? Ma quel signore deve stare a casa e andare in pensione, non serve a nulla. E io devo seguire mia mamma che ha il 100%, a cui gli ho fatto fare per ottenere il 100% con l'accompagnatoria 5 visite in 4 anni per ottenere l'accompagnatoria. Ma è possibile?
È possibile questo in Italia? Sì, è Nel possibile Veneto? perché prevedono questo. È così, Roberto. Questo prevedo, la burocrazia. In rianimazione arriva la burocrazia, come ha raccontato la nostra Nadia della sua mamma, quando sono arrivate veramente questa visita per definire il tutto. Capite come funziona? Pubblicità. Abbiamo Nadia al telefono, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, stamattina un'altra novità. Ieri telefono al mio medico per ordinare le medicine. Cambiato tutto. Allora prima si telefonava e si ordinava le medicine, dopo trovavo le ricette in farmacia direttamente. Adesso bisogna applicare l'app sul telefono, l'applicazione, o se no andare là in ambulatorio, portare l'elenco delle medicine da ordinare e poi andrò in farmacia dopo 3 giorni e trovo le ricette. Ma dimmi te, hanno fatto il gruppo di medicina? Non so, è in peggio. Ho telefonato, prema 1 per questo, prema 2 per l'altro, non so, e non ci hanno avvisato. Almeno avvisare. Grazie, arrivederci e buona giornata. Come sempre puntualissima e attenta alla trasmissione, a quello che si dice la nostra Nadia. Prego Presidente Pittingaro. Sì, allora sono emersi diversi elementi sia dai telespettatori che dallo scambio appunto con il professore. No, allora io spezzo una lancia nei favori del volontariato, nel senso che per esempio solo nella provincia di Treviso abbiamo 300 associazioni che si occupano di diversi aspetti. Quello del digitale sicuramente è un tema ben noto e sono numerosi i corsi che vengono realizzati per insegnare ad utilizzare questi dispositivi, seppur a fatica. Qual è il problema? Il problema è che c'è un forte sbilanciamento nella piramide demografica, cioè andiamo verso una situazione dove avremo molti anziani, molti nonni e pochi ragazzi, pochi bambini. Quindi questo cosa significa? Significa che da parte che la società si sta velocemente trasformando, abbiamo chiusura delle classi, chiusure di intere scuole, abbiamo una crescente necessità di aumentare i servizi per la popolazione anziana che cresce continuamente. Quindi sì, abbiamo questo sbilanciamento che in qualche modo fa intravedere la fatica che abbiamo da un lato di governare questi dispositivi e di insegnare alla popolazione diversamente giovane, come la chiama lei, però appunto gli sforzi fatti ci sono, ma non sono sufficienti. Le dico anche questo, il professore citava appunto le famiglie che hanno, si trovano in situazioni di dover curare i genitori più anziani e i figli. Ebbene, in Italia il 35% sono appunto le famose coppie sandwich. Cosa vuol dire? Che sono in qualche modo si trovano nella condizione di dover aiutare i propri anziani e i propri figli, e sono proprio queste le famiglie che avrebbero bisogno di politiche familiari favorevoli, sono queste le famiglie che bisognerebbe aiutare, e noi come associazione stiamo cercando nei tavoli preposti di far sentire la nostra voce, perché la famiglia ovviamente non è soltanto un agglomerato di persone, ma è un soggetto sociale, è un portatore di diritti e di doveri, e quindi in tal senso
va riconosciuto il suo ruolo, che ovviamente da sola la famiglia non ce la fa, e quindi è necessario intervenire con politiche familiari che vadano nella direzione dell'aiuto, del sostegno, che vadano nella direzione dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, che sono fondamentali e sui quali noi stiamo veramente cercando di lavorare con le istituzioni e con le aziende per far capire l'importanza di poter mettere in condizioni le famiglie, i genitori, di poter effettuare, di poter assistere i propri nonni e i propri anziani. Il problema, ripeto, è che abbiamo 6 persone anziane ogni bambino, e questa proporzione è destinata a crescere. Quindi capite bene che questa proporzione più avanti vanno gli anni e peggio sarà. Il Veneto nei prossimi 15 anni perderà 400.000 residenti. Abbiamo Giusy, poi continuiamo, vai Giusy. Esatto. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Anch'io come la Nadia, noi almeno mettiamo giù un foglietto nel cassetto che c'è lì nell'ambulatorio e il giorno dopo andiamo a prenderci le medicine, ma con su scritto i nomi delle medicine, anche noi facciamo così. Poi a proposito dell'intelligenza artificiale, ho letto su internet e qua quell'influenza Cristina Bertevello dice che qualcuno le ha rubato la voce, ha chiamato suo padre al cellulare utilizzando la scusa del telefono rotto e si è fatta accreditare 2.000 euro. Siamo alla fine della credibilità ormai. Non sappiamo più a chi credere, se è vero o se non è vero, ma questa notizia. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Nadia, perché queste sono le notizie che arrivano purtroppo e sono messaggi devastanti, perché cominciamo a essere anche molto preoccupati. Però io le chiedo anche questo, Presidente Pittingaro. Noi parliamo di pochi bambini e di molti anziani. Noi parliamo che non abbiamo asili o sono molto costosi. Ma perché non copiamo da qualche paese europeo e facciamo nelle RSA gli asili per i bambini, facendo risparmiare anche a queste famiglie che non arrivano neppure alla seconda settimana del mese, e cercando di mettere assieme queste realtà che uno ha bisogno dell'altro? Perché io vedo quando arrivano questi bambini, anche questi ragazzi, i nostri diversamente giovani, la prima cosa è il sorriso. E il ragazzo a sua volta, o la ragazza o il bambino, abbraccia questo nonno. Non si conoscono, ma la prima cosa che io vedo è l'abbraccio e la carezza verso il giovane che sa che ha una fragilità e verso questo anziano che sa anche lui che ha una fragilità. Noi continuiamo a copiare delle cose mostruose che non servono a niente, invece di copiare quelle cose buone, questi asili all'interno di queste RSA, questi nonni che potrebbero accompagnare, perché mica tutti hanno l'Alzheimer o malattie che non possono governare questi bambini e essere felici un poche ore alla settimana. No, troppo difficile. Qualcosa si sta muovendo, non è vero che qualcosina, scusa, 2024, però qualcosa si sta muovendo. Ma capisce che avremo tutte le armi per combattere, per essere più sereni tutti e non le usiamo, perché qualcuno dirotta sempre i nostri soldi, Presidente, non i loro, perché con i loro non farebbero niente, con i nostri soldi cose che a noi non interessano, Presidente, cosa dice? Lei rappresenta famiglie 2000, famiglie che veramente sono alla canna da gas ormai, perché guardate che è così, non credete che tutti andranno in ferie, che fanno la spesa, che stanno bene, che si curano. C'è una realtà che voi non vedete, che è drammatica, Prego Presidente. Sì, ci sono dei progetti, posso dire, che stanno andando in questa direzione, cioè
progetti che prevedono l'inserimento di giovani ragazzi, per esempio, o di giovani, quindi di adolescenti, che praticamente si prendono cura degli anziani, cioè nel senso, nel tempo a disposizione prevedono appunto che ci sia questa relazione tra il giovane e l'anziano, e alcuni progetti addirittura prevedono attività formative one to one, cioè quindi in cui il ragazzo spiega per esempio l'uso di questi dispositivi, quindi non c'è solamente la carezza, non c'è solo l'abbraccio, ma c'è anche una esperienza di tipo formativo. È vero, ha ragione, sono pochi progetti, qualcosa si sta muovendo, però per poter fare queste cose è necessario anche mettere in condizioni le associazioni, il terzo settore, di poter ampliare questa tipologia di progetti. Noi come Associazione Famiglie 2000 abbiamo tra gli obiettivi quello, ad esempio, di far vivere esperienze residenziali estive ed invernali in Alto Adige alle famiglie numerose senza far pagare i figli, cioè pagano solamente gli adulti, perché vogliamo effettivamente farci carico di quelle che sono le difficoltà della famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese, che magari ha perso il genitore, ha perso il lavoro, però siamo sempre là. Ripetono sempre i nostri colleghi appunto del forum delle famiglie. La nascita di un figlio è la prima causa di povertà dopo la perdita del lavoro. Lei lo sapeva questo? Sì, lo sapevo, perché ho tanti rappresentanti che raccontano queste cose, purtroppo, Presidente, però non è che mi basta sapere, il problema è che bisogna agire, Presidente. Esatto. Bisogna agire, ma le sembra normale che abbiamo i centri estivi ancora a pagamento? Ma le sembra normale che dobbiamo pagare il centro estivo? Le famiglie devono pagare, bisogna investire in queste cooperative che non sappiamo neppure come funziona, se non addirittura che qualcuno ha il monopolio. Ma le sembra una cosa normale? Ma con tutte le palestre, le attività sportive che abbiamo, le RSA che potrebbero fare i centri estivi, che hanno dei parchi bellissimi, dobbiamo pagare i centri estivi a qualcuno? Ma le sembra una cosa normale? Allora, siccome il tempo corre, devo andare dal professor Paolo Deitos, perché voglio sapere cosa, professore, la preoccupa di più in questo momento anche drammatico, come si vincono tanti tumori, ma ci sono anche molti tumori, molti cancri. Purtroppo questa parola cominciamo a usarla, io dico anche per fortuna, perché è una parola importante, ma la puoi combattere, però bisogna avere squadra, bisogna avere i farmaci giusti, bisogna avere le visite giuste, abbiamo veramente degli ospedali incredibili con queste equipe meravigliose, però poi alla fine manca sempre qualcosa. Prego, professore, cos'è che la preoccupa di più proprio per quanto riguarda il suo lavoro? Ma guardi, come lei accennava, devo dire che la situazione in Italia, soprattutto in Regione Veneto, sul tema dell'incremento di incidenza dei tumori, con qualche eccezione, i cittadini vanno rassicurati, perché l'incidenza del cancro nel nostro paese è tutto sommato stabile, con qualche eccezione per alcune situazioni particolari. Sicuramente in Regione Veneto la qualità delle cure in oncologia è garantita attraverso una organizzazione che si chiama Coordinamento delle Reti Oncologica Veneta, e che garantisce equità di accesso. Anche dal punto di vista tecnologico siamo in una situazione, direi, privilegiata rispetto al resto del paese. Quello che mi preoccupa invece molto sono i trend di finanziamento al sistema sanitario nazionale, e quindi poi a cascata sul sistema sanitario regionale. Noi in questo momento siamo intorno al 6,8% sul prodotto interno lordo, che è il parametro che si utilizza. C'è il rischio che nel 2025 si vada verso il 6,2, ebbene quel 6,2 è un po' il punto di non ritorno per garantire sostenibilità ai sistemi sanitari e al welfare. Ma quello che mi preoccupa è capire se poi, soprattutto a livello centrale, si conferma
il dichiarato di voler mantenere al centro del welfare la sanità pubblica, o se invece si comincia poi a pensare che siano possibili soluzioni alternative. Ecco, un'indagine Istat recente ha dimostrato che i cittadini ritengono sacra la sanità pubblica. Ecco, la preoccupazione e l'augurio è che anche la politica, ma non quella regionale che ne è perfettamente consapevole, ma i finanziamenti arrivano poi dal centro, ebbene la politica nazionale sia consapevole che soprattutto in regioni eccellenti sul piano sanitario come il Veneto, una continua contrazione del finanziamento pubblico alla sanità la porrebbe in grave rischio. Ha fatto bene a dirlo, ieri ho avuto il dottor Lossego, presidente dei farmacisti, il quale ha raccontato fortunatamente che ci sono questi progetti di fare le analisi di sangue delle farmacie, gli elettrocardiogrammi, forse si sono resi conto che così non si può più andare avanti e per fortuna allora che ci sono queste realtà che sono le farmacie, visto che i medici di famiglia mancano, i preti e finì, almeno questo diversamente giovane potrà andare in farmacia a farsi le analisi del sangue, ma siccome manca una firma, professore, glielo dico perché l'ha detto ieri, ancora è tutto fermo, ma siccome ci sono le elezioni, io ho detto all'Ossego, guarda, parliamo dopo elezioni perché adesso non se ne parla proprio di mettere quella firma, la vedremo forse dopo le elezioni. Manca una firma, ma ci sono questi progetti di fare anche queste analisi nelle farmacie in maniera di snellire, come ha detto lei, perché se no non se ne viene fuori, non c'è niente da fare, questa è la realtà. Comunque io ringrazio veramente il professor Angelo Paolo Deitos, professore ordinario, presidente scuola di medicina all'Università di Padova, di essere stato con noi, veramente grazie professor Deitos. Ringrazio anche Serafino Pittingaro, presidente associazione Famiglie 2000. Mi raccomando, presidente, si ricordi delle parole della Mirella, che non sono della Mirella ma di tutte le persone che incontro tutti i giorni, e posso assicurarle che sono tante, ecco, di sveltire, di accelerare, di agire. Basta progettare e agire, perché i progetti sono alti così in tutti i cassetti. Agire coi progetti buoni. Grazie Presidente, pubblicità. Abbiamo Arduino da Asolo, poi presento gli ospiti. Vai Arduino! Ecco, perfetto, caduta la linea, speravo e avevo anche detto, non importa. Allora vi presento subito un ragazzo in particolare, sono due, ma intanto parto con uno. Lorenzo a 16 anni scopre una stella, ora porta il suo nome. L'universo mi cattura da quando ero bambino. È riuscito 2 anni fa, a 16 anni, a individuare la sua prima stella variabile. Ed ora questa stella porta anche il suo nome. Per questa sua scoperta, Lorenzo Sassaro si è guadagnato l'attestato di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Ed è qui, eccolo qui, il nostro Lorenzo Sassaro, assieme a Stefano Lora, direttore della didattica e della divulgazione. Allora, Lorenzo, cosa ci racconti? Sì, io alla fine del 2022 ho partecipato a un programma di ricerca che mi ha dato la possibilità di portare a termine questa scoperta. Io ho scoperto una stella variabile. E una stella variabile... Spiega, perché ci sono i nonni a casa che ti stanno ascoltando, cosa vuol dire stella variabile? Allora, una stella si chiama variabile, che è una caratteristica di una stella. Una stella è variabile quando varia la sua luminosità in un certo periodo di tempo. In parole semplici, se si guarda la stella si vede che a volte la luce è più debole, a volte invece è più forte. E cambia in un certo periodo di tempo. E questa passione quando è nata, Lorenzo? E la mia passione per l'astronomia è nata alle elementari, quando sono salito all'osservatorio al Marsec una domenica per caso con la mia famiglia. Quindi sono entrato in contatto per la prima volta con l'astronomia e da lì in poi la mia passione è aumentata sempre di più, finché nel 2019 non sono diventato socio del Marsec. E dopo qualche anno sono entrato a far parte del team dei soci attivi, che sono quelli che aiutano durante le domeniche facendo servizio quindi col pubblico. Quindi ho iniziato a fare per la prima volta magari divulgazione scientifica e sono entrato a contatto con la ricerca. Ascolta Lorenzo, quanti anni avevi la prima volta che sei salito a vedere le stelle? Ero alle elementari, non ricordo l'età precisa. Grosso modo? Quarta, quinta elementare, quindi... Ascolta, la prima cosa è stata,
Oh, è stato Sì, così? più o meno la reazione è stata così. È vero? Perché io vedo che quando qualche bambino è catturato da qualcosa che lo stupisce, il primo suono che esce è oh, ecco, vedo che anche Stefano Lora sorride, è così, che questo dovrebbe far capire al genitore che finalmente questo bambino è stato intrigato da qualcosa di fantastico. Prego Lora. Allora, mi faceva sorridere questa battuta perché effettivamente qualche giorno fa mi trovavo appunto in osservatorio con un gruppo di bambini di terza elementare e la prima reazione è stata proprio quella, quindi sì, devo confermare che il bambino molto più insomma dell'adulto si lascia ancora stupire dalle emozioni, dalle cose. Forse anche noi più grandicelli dovremmo imparare, no? A lasciarci stupire un po' di più, secondo me. Se ci lasciano qualche gioco, perché l'importante è che ci lasciano qualche gioco, ma che vogliamo noi, non che vogliono loro. Saluto anche un altro ospite gradito che è il dottor Matteo Perilli, presidente Federspecializzanti Padova, all'Università degli Studi di Padova. No, adesso leggo Perilli. Dottor Perilli, ascolti bene, Allora, Perilli a capo degli specializzanti, serve una programmazione seria. Presto ci saranno più medici del dovuto, saremo disoccupati di lusso. Limitare l'accesso e garanzie di qualità. Non ci sono prof e aule per l'ingresso libero. Allora, dottor Perilli, intanto grazie di essere qui. Ecco, spieghiamo queste parole importanti che lei ha detto, visto che ha detto i lavori e conosce quello che sta dicendo, soprattutto cosa vuole dire a Lorenzo e a Stefano Lora. Prego, dottor Perilli. Anzitutto, grazie per Voce, c'è il microfono che non va. Adesso meglio. Sì, provi a parlare, vedremo. No, non ci siamo. Allora andiamo con la linea con Vladimiro da Rovigo, intanto mettiamo a posto la connessione. Vai Vladimiro. Sì, grazie Mirella. No, volevo fare una riflessione, domanda a cui tu ospiti lì in studio, no? Che ovviamente studiando le stelle, il cosmo, l'universo, sarà anche informato più o meno aggiornati per esempio sulle novità di propulsione per i missili, per i satelliti dell'esplorazione nell'universo, inizialmente chiaramente nel sistema solare, ma probabilmente tra non molto tempo anche fuori. No? Farò due esempi velocissimi. La navigazione con le vele spaziali che usa, ha già fatto un esperimento in questi giorni qua, usa il vento solare come il vento nelle barche, no? Per navigare ad altissime velocità nel cosmo, oppure anche il motore a plasma che permetterà di arrivare in poche settimane su Marte. Ecco, siccome che vi penso che la navigazione spaziale è il futuro non vicino, ma comunque è il futuro dell'umanità, no? Al quale dovremo rassegnarsi di buon grado che arriva. La mia domanda è, come una battuta, e quindi ritorno all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è proprio, tra virgolette, la pappa, la minestrina giusta che serve per navigazione spaziale, e quindi è giusto usarla e svilupparla bene e non contrastarla? Grazie e buongiorno. Grazie Vladimiro. Chi risponde? Tutti e due? Chi parte primo? Laura. Allora, noi ci occupiamo principalmente di astronomia e non di astronautica, quindi non di viaggi nello spazio. Posso dare una risposta che però è il mio personale pensiero, quindi poi dovremmo avere qualche esperto in materia di astronautica e di viaggi nello spazio per poter poi effettivamente rispondere in maniera chiara. Sicuramente l'intelligenza artificiale può essere un supporto a questi viaggi nello spazio, a questa ricerca dell'esplorazione spaziale, ma di sicuro non sarà la risoluzione del problema. I problemi che ci sono nel viaggiare nello spazio sono altri, non solo il controllo della navicella in sé, che è quello che può fare l'intelligenza artificiale, ma sono proprio, come diceva nel preludio della domanda, cioè superare questo problema di viaggiare velocemente nello spazio. E diversi esperimenti si stanno facendo, però ad oggi ancora non abbiamo mezzi più veloci rispetto a quelli che già sono stati lanciati nelle ultime missioni degli ultimi anni. Quindi intelligenza artificiale, svilupparla probabilmente è una buona cosa nel limite di quello che l'intelligenza artificiale può dare, senza che però entri troppo, no? Esatto. Come stiamo vedendo purtroppo nelle vite di tutti noi, in particolare magari di chi conosce meno queste tecnologie, penso magari agli anziani piuttosto che no, ad altre fasce d'età, quindi è bene svilupparla, ma
lasciandola nel suo giusto limite. Tenendo presente l'etica e la morale, non dimenticandosi mai. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, anche io sono d'accordo con ciò che ha detto Stefano. Penso che l'intelligenza artificiale sia una grande risorsa che si può sfruttare anche in questo campo, solo che ovviamente bisogna utilizzarla nel giusto modo. Sentiamo se il dottor Perilli ha la connessione giusta. Dottor Perilli? No, non c'è ancora. Prova? Eccomi, non ci eccolo siamo. qua, ci sentiamo, eccolo qua, perfetto, Okay, perfetto, dottor Perilli. Allora continuiamo il discorso che si era interrotto su quello che aveva dichiarato, prego. Allora, dicevo, vorrei partire dalla fine, cioè innanzitutto la fine della domanda, cosa dire a Lorenzo e Stefano. Innanzitutto complimenti, perché portare avanti la propria passione credo sia la cosa migliore che ci possa essere nella vita. Detta sinceramente, ho avuto la fortuna di poterlo fare, e questo sicuramente è una cosa che va lodata, soprattutto quando poi porta a dei risultati come quello che stiamo raccontando oggi. Invece, per quanto riguarda la domanda iniziale, cioè la situazione della nostra formazione medica, io ribadisco quello che ho già detto e che è stato giustamente da lei riportato. Purtroppo siamo in una fase dove vi è la sensazione che manchino i medici, ma non è esattamente così, e soprattutto l'apertura del numero chiuso, cosa che comunque non viene prevista dalle recenti modifiche, non va a risolvere il problema. Non lo va a risolvere perché in primis la modifica sarà effettivamente attiva tra almeno 7, 8, 10 anni, cioè tra 10 anni ne vedremo gli effetti. E in secondo perché non si tiene conto, aprendo oggi il numero chiuso, del fatto che già sono in formazione un numero di medici che è superiore rispetto a quelli che andranno in pensione nell'arco dei prossimi anni e che già sono andati in pensione. In questo senso quindi stiamo formando più medici del necessario, perché quando si è dovuta fare la programmazione non è stata fatta, e parliamo di anni fa. E adesso che siamo in una situazione comunque dove il percepito è un percepito di emergenza, si rincorre con delle strategie che purtroppo non sono utili in questo momento, ma rischiano di fare più danni di quelli che salvano, insomma. Avete sentito? Allora sentiamo anche Roberto da Salzano. Vai Roberto. Buongiorno, un saluto a tutti. Vorrei parlare di un argomento un po' particolare che riguarda, visto che voi avete dei giovani lì in trasmissione. Prego. Vorrei parlare di un argomento un po' delicato che riguarda i giovani, visto che avete giovani lì in trasmissione. Non mi sembra che il futuro dei nostri giovani sia molto bello, perché siano molto bello, perché guardavo la situazione in Italia e la maggioranza delle persone che hanno la mia età discriminano i giovani, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di far questo. Bisogna vedere però la situazione contrattuale, come sono trattati questi giovani, perché noi in Italia abbiamo delle eccellenze, vediamo che da lei che c'è un ragazzo di 16 anni che fa delle cose eccezionali. Quindi vorrei chiedere ai nostri politici di poter cambiare questa situazione, perché non si può pretendere che un ragazzo che viene fuori dalla scuola, viene fuori dall'università, venga pagato come un apprendista. Ossia, io ho il figlio di un mio amico che è laureato in economia e commercio, è andato a lavorare, a fare dello stage a 50 km da casa sua, le davano 500 euro al mese. Questo ragazzo ha fatto l'Erasmus in Spagna e se restava lì le davano a lui le davano circa 2000 euro al mese. Quindi non si può parlare di Europa unita quando ci sono queste differenze enormi. I ragazzi al giorno d'oggi hanno voglia di lavorare, ma sono trattati male. Ossia, tu non puoi pretendere che un ragazzo che ha 20-24 anni e che deve formarsi una famiglia, comprarsi la casa, possa vivere con 1.000-1.200 euro. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie Roberto. Allora, visto che noi siamo in un'atmosfera magica, perché parliamo di stelle, andiamo a vedere anche queste bellissime immagini dell'osservatorio astronomico e commentiamo invece quello che ha detto il nostro Roberto con Laura e poi anche con Lorenzo e con Perilli. Allora, parti Laura.
È un discorso importante questo. La storia di Lorenzo mi permette insomma di dire che dimostra come i giovani che abbiamo oggi, se trovano il giusto spazio, hanno la possibilità di dare e di fare molto, moltissimo, mi verrebbe anche da dire. Poi quando escono nel mondo del lavoro spesso trovano situazioni effettivamente poco piacevoli, soprattutto poco stimolanti, perché è inevitabile dirlo, insomma no, lo stipendio fa anche parte, no, un po' di quello che può essere lo stimolo di un lavoratore di fare meglio, di incentivarsi. E qui, come diceva appunto chi era collegato, bisognerebbe porre il problema a piani sicuramente più alti, magari il dottore che è collegato con noi ha qualche dato più aggiornato, qualche idea un po' più precisa, però sì, credo si possa fare molto per incentivare questi nostri giovani e per dare loro un futuro sicuramente più roseo, come sappiamo essere in altri paesi, insomma, senza... In effetti io punto molto sui giovani, li difendo sempre a spada tratta. Ecco, io sto veramente male quando sento qualcuno che dice non hanno voglia di fare niente, non sono intrigati da niente, sono sempre con questi nuovi strumenti di ultima generazione. Invece non è così, ve li porto, ve li faccio vedere. È che l'esempio negativo supera quello positivo, però Lorenzo noi ci crediamo, andiamo avanti. Come commenti allora le parole di Roberto e quello che ha detto anche Matteo Perilli? Sì, secondo me i giovani hanno bisogno degli stimoli giusti. Per esempio io ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un'associazione come il Marsec che mi ha sempre dato gli stimoli giusti e mi ha sempre riuscito a coinvolgere in vari progetti in modo da sentirmi comunque parte del progetto nonostante la mia giovane età, e che mi ha portato poi quindi anche a sviluppare competenze e conoscenze che mi hanno poi portato quindi anche a partecipare in questo programma di ricerca in particolare, che mi ha portato poi alla scoperta, quindi riuscire a fare grandi cose. Quindi secondo me se ci fossero più realtà come il Marsec che riescono a coinvolgere così tanti giovani, ci sarebbero molti più giovani che riescono a fare grandi cose. Chi deve ascoltare ascolti, se ci fossero più realtà forse noi saremmo anche più intrigati. Dottor Perilli? Sì, buongiorno. Io sono d'accordo con quello che è stato detto fino a questo momento. Io posso parlare per il ramo sanitario. Le possibilità purtroppo sono contingentate ai numeri, nel senso che le nostre disponibilità di formazione purtroppo seguono il numero degli studenti. Un numero troppo elevato impedisce, ad esempio, dei tirocini che siano formativi, impedisce delle strutture l'uso delle strutture di simulazione, impedisce la partecipazione a congressi e attività seminariali. Purtroppo il problema non viene concluso in maniera semplice, non si può concludere nell'arco di pochi anni, è un problema strutturale che deve partire dalla giovane età, come veniva detto prima, magari anticipando un indirizzo verso la formazione sanitaria, come viene proposto dalla Fenonceo, oppure attraverso delle riforme del sistema d'ingresso. Però, dottor Perilli, siccome io porto Sveglia Veneti nel mondo, perché ci colleghiamo con l'Africa, con l'Australia, con l'America, perciò con ricercatori, scienziati, è vero, andiamo dappertutto con Rete Veneta. Io ho avuto un ricercatore in Australia, mi sembra che ha detto sì, formiamo bene perché usciamo dalle università che siamo veramente preparati, però non è così per quanto riguarda i laboratori. I laboratori in Italia sono un'altra cosa. Ecco, confermate queste parole di questo ricercatore che lavora e vive in Australia, ma ho sentito anche un altro ricercatore da Boston 15 giorni fa. Ecco, i laboratori, ecco l'importanza dei laboratori, dottor Perilli. I laboratori sono fondamentali, lì si fa la ricerca e la ricerca è proprio il sale della medicina, perché senza quella le malattie, prima sentivo il professor Deitos che diceva una cosa vera in quel caso sulle malattie neoplastiche, sul cancro, su questa parola che fa tanto paura ma fa sempre meno paura, e questo è grazie alla ricerca. E purtroppo in Italia siamo tra gli stati che investono meno sulla ricerca, nonostante abbiamo delle valevoli risorse umane, diciamo, da questo punto di vista, non le sfruttiamo come dovremmo e sui laboratori questa cosa si sente. Sentiamo anche i nostri ragazzi. Allora, partiamo dai Lorenzo, visto Alfiere. Lorenzo, se dal Presidente dovesse dire: Presidente, noi abbiamo bisogno di queste cose, Presidente, prego.
Sì, sto parlando di Mattarella. Io non sono molto informato comunque sull'argomento, però penso che comunque sia una cosa importante da sviluppare. Per esempio anche al Marsec ci sono tante cose che si possono fare cioè, di ricerca effettiva. Per esempio il Marsec offre anche la possibilità ai giovani di fare PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro. Che è importante. Che è obbligatorio da fare nelle scuole, quindi è importante perché ti permette per la prima volta di entrare in un contesto diverso comunque dalla scuola. E quando magari in alcune realtà i giovani che fanno questo vengono portati a fare cose magari di nicchia oppure non le cose effettivamente importanti, all'osservatorio si fa effettivamente ricerca, cioè si affiancano i ricercatori e si fa effettivamente ricerca astronomica con anche la possibilità di fare nuove scoperte. Quindi credo sia veramente importante. I laboratori, mi sento di dire che come in tutte le scienze sono fondamentali sia per quanto riguarda la ricerca come nella medicina, nel caso specifico riportato appunto dal dottore, che lì credo sia assolutamente indispensabile e fondamentale. Io parlo per l'ambito astronomico in particolare, ma anche nell'ambito formativo. Lorenzo diceva, noi ospitiamo il PCTO, quindi l'ex alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi affrontano per la prima volta un ambito scientifico di ricerca dove c'è un metodo scrupoloso da seguire, delle procedure, poi ogni disciplina ovviamente ha le sue, ma è la prima volta che li incontrano. Questi laboratori, queste occasioni che i ragazzi trovano sono importantissime, però spesso purtroppo chi le obbliga, come diceva Lorenzo, è obbligatorio il PCTO, ma chi le obbliga dall'alto non si rende conto di come invece queste strutture, questi laboratori, che siano essi di chimica, fisica, biologia, astronomia, medicina, dovrebbero essere incentivati, supportati anche dai fondi, perché gli strumenti hanno un costo, il materiale ha un costo e senza materiali, senza strumenti i laboratori non si portano avanti. Io parlo di PCTO per i ragazzi delle superiori, sicuramente il dottore avrà esperienza magari penso similare anche nei laboratori delle università, però il problema di fondo poi, che sia a livello di scuola superiore, a livello di università, credo, dottore mi corregga se sto dicendo qualcosa di poco corretto, ma credo che il problema che sentiamo sia pressappoco lo stesso poi alla fine, no? Allora io devo ringraziarvi, però devo chiudere perché dobbiamo andare con una edizione straordinaria. È successo il finimondo purtroppo con questo maltempo, capite l'importanza delle parole che ho detto anche questa mattina, perciò io ringrazio e saluto i miei ospiti che inviterò ancora naturalmente, sia Stefano Lora, direttore della didattica e della divulgazione, sia Lorenzo Sassaro, ricercatore e divulgatore al Fiere della Repubblica, che il dottor Matteo Perilli, presidente Fede Specializzandi di Padova, perché veramente sta succedendo il finimondo qui nel nostro territorio ed è giusto mettere in sicurezza le persone. Perciò edizione straordinaria, ciao, ci vediamo domani mattina. Grazie mille.